Bentrovati amici, oggi andremo alla scoperta dei consultori dell'ASP di Catania, scopriremo quanti sono i servizi, il tipo di accoglienza che riservano alle persone che si recano nei consultori dell'ASP, che sono ben 35. Cercheremo di capire come funzionano e lo faremo oggi con Laura Germanà, che è l'assistente sociale dell'ASP di Catania, e con Sabrina Licata, che è un'ostetrica dell'ASP di Catania. Benvenute ad entrambe. Vi ricordo subito il nostro numero di telefono, che è il 342 74 55 005, perché immagino ci saranno diversi messaggi con richiesta di spiegazioni e informazioni, quindi potete utilizzare questo numero al solito con un messaggio, poi io girerò le vostre domande alle nostre esperte. Dottoressa, cosa succede in un consultorio? Buon pomeriggio a tutti, grazie. Cosa succede in un consultorio? Un servizio sociosanitario di accoglienza di base, multidisciplinare, che ha una visione olistica della persona nella sua interezza. È diretto come target alle persone come le donne, gli adolescenti, attraverso quella che è una multidisciplinarità di professioni che si mettono in gioco per ascoltare attivamente e promuovere dei servizi di psicologia, di assistenza sociale per le persone che ne fanno richiesta liberamente. Liberamente, questo è un termine che mi piace sottolineare perché significa che non occorre alcuna richiesta del medico, no. Si può bussare, come si suol dire, alla porta di un consultorio e si è accolti. Vogliamo ricordare quali sono le discipline che si possono trovare in un consultorio? C'è lei, così come tante altre sue colleghe che sono assistenti sociali, abbiamo la Sabrina Licata che è un'ostetrica e immagino ci sono altre colleghe ostetriche, ma poi quali altre discipline, specializzazioni ci sono? Allora, come figure c'è anche quella del ginecologo e della psicologa, insieme all'assistente sociale e l'ostetrica. Questo come già previsto dalla 405 del 75 come personale minimo per un consultorio. Chiaramente nelle possibilità poi aziendali ci possono essere altre figure che possono girare attorno al consultorio, come per esempio si pensa anche all'infermiere, anche alla figura dell'OS. Quindi è un centro che ha delle figure di base, che sono appunto le 4 principali, ma che può essere un contenitore ancora sempre più multiprofessionale. Quindi come se fosse un cerchio che via via si allarga e offre sempre maggiori servizi. Dottoressa Licata, invece lei come ostetrica qual è il suo compito? Intanto buonasera, grazie. Ricordare il ruolo nel consultorio è molto importante perché cerchiamo in qualche modo di accogliere la donna, di prenderci cura della donna in tutti gli aspetti della sua vita. Ecco, ma sono donne che vogliono avere una gravidanza o che già stanno aspettando un bambino e si rivolgono a voi? Le consulenze possono essere molteplici perché possono chiederci una consulenza per la fertilità oppure per una contraccezione se invece si vuole posticipare la gravidanza, o comunque ancora un po' più bello è quello di accompagnarli nella gravidanza vera e propria, perché il consultorio si occupa di seguire la donna, o meglio la coppia in gravidanza, per poi affidarli alle sale parto e riprenderli poi con un servizio di sostegno all'allattamento anche a domicilio. Allattamento anche a domicilio, quindi una donna che vuole allattare il proprio bambino, come di consueto si fa ovviamente a casa, quindi voi vi recate a casa della donna, magari la assistete, cercate di farle capire come deve fare? Diciamo che c'è un sostegno da parte dell'ostetrica in tutto quello che prevede proprio la cura della donna
nel suo percorso postpartum, il che si accompagna all'allattamento, si cresce, si prende cura del bambino, della mamma e in questo caso anche del papà, perché ricordiamoci che al consultorio possono accedere anche gli uomini e una cosa molto importante, noi accogliamo la famiglia quando si parla di una gravidanza e quando si parla di sostegno all'allattamento. Continuiamo con il percorso di cura della donna anche con l'accompagnamento alla menopausa e con tutte le problematiche che possono esserci nel percorso della vita di una donna. Bene, che età hanno in media le persone che si rivolgono a un consultorio? Dunque, la media dell'età è quella che va dai 15 ai 60 anni di età, proprio perché è un percorso che vede la persona nella sua evoluzione, sia fisica che anche emotiva, no? Quindi dall'adolescenza, il passaggio dall'adolescenza all'età adulta, dall'età adulta all'età appunto dell'anzianità. Abbiamo un target molto vasto, che ci permette anche di capire e avere il polso sulla situazione anche sociale che ci circonda in questo anche momento storico così particolare. Quindi è esatto, un front office importante. Mi viene in mente che sono adesso tante le famiglie che hanno come dire, a che fare con dei ragazzi, con degli adolescenti molto problematici. Ecco, accogliete anche queste mamme, questi papà con dei giovani che hanno delle difficoltà. Sì, in particolare il servizio di assistenza psicologica e sociale offre la possibilità di fare un percorso di educazione alla genitorialità che possa essere da supporto per le fasi più delicate della vita, della crescita di un minore. E questo sia per mandato del giudice oppure per scelta libera della famiglia che chiede aiuto all'interno di un percorso consultoriale. Quali sono le problematiche che più spesso vi trovate ad affrontare per quanto riguarda i ragazzi, i giovani? In questo momento diciamo che la post-pandemia ha causato sicuramente molti di quelli che sono disturbi emotivi, psicologici, anche di riconoscimento dello stato disfunzionale di sé, della capacità di capire quali sono da un punto di vista emotivo i percorsi che si può affrontare o meno. E quindi questo diciamo che come problematica è quella dell'isolamento sociale, che ancora oggi nei ragazzi c'è questo attaccamento ai social, ai telefonini, eccetera, questa dipendenza diciamo, vera e propria che si è sviluppata ormai. E anche la comunicazione con l'altro, cioè cosa devo fare per comunicare meglio con l'altro. Spesso chiedono anche cose che a noi possono sembrare di un'altra generazione banali, ma che oggi per i ragazzi, come faccio a uscire di casa? Perché poi entriamo poi nella patologia dell'Okimori, per esempio, con i quali giocano sempre al videogiochi e non escono più, non incontrano più il gruppo dei pari. E quindi c'è un isolamento sociale importante. E qui è importantissimo il ruolo della famiglia che si accorge che il proprio figlio, la figlia o il figlio sta troppo tempo chiuso nella propria stanza, sempre col cellulare o col computer, eccetera, e quindi cercare di tirarlo fuori da quella stanza, ma chiaramente non è facile perché per primo il ragazzino sviluppa questo timore ad uscire da quella che sente come un'area protetta, che poi protetta non è, che è la sua stanza, i suoi social, eccetera, e quindi può rivolgersi a un consultorio per avere delle indicazioni, un aiuto. Giocoforza fa molto importante anche il ruolo del consultorio come servizio territoriale di base che si collega agli altri servizi del territorio, che fa da rete e da supporto con i servizi sociali comunali, con quelli che sono i servizi ancora più specialistici rispetto al nostro. Quindi riesce in qualche modo a supportare quelle che sono le vere esigenze e i bisogni che nascono da queste dipendenze. Certo, dobbiamo sottolineare che accedere ad un consultorio è totalmente gratuito
e quindi è un servizio preziosissimo che l'ASP di Catania, ma anche le altre ASP nelle varie città della Sicilia offrono. Quindi è importante conoscere non solo i servizi ma anche i luoghi dei vari consultori. A Catania ce ne sono ben 35, lei e la dottoressa Licata siete in quella di Tre Mestieri, sì, se vogliamo proprio specificare. Adesso facciamo una brevissima pausa, andiamo in pubblicità, poi continueremo a parlare dei consultori di Catania, dell'ASP. Vi ricordo ancora una volta il nostro numero, è il 342 74 55 005, con un messaggino. Se volete potete rivolgere delle domande alla dottoressa Germanà o alla dottoressa Licata. A tra pochissimo. Eccoci, stiamo parlando dei servizi dell'ASP di Catania, per la precisione dei consultori. Sono 35 quelli dell'ASP di Catania. In collegamento con noi abbiamo Sabrina Licata, che è l'ostetrica dell'ASP di Catania, e la dottoressa Laura Germanà, assistente sociale dell'ASP. Ci sono stati degli open day e periodicamente ci sono degli open day. Cosa significa? Delle giornate dedicate a vari temi in cui si accolgono le persone, si spiegano, si dà assistenza, si cerca di far comprendere quali sono i servizi. Quali sono stati? Vogliamo un po' elencarli, sì, se ce ne sono anche in programma? Ok, oggi è una giornata open day. È stata una giornata Open Day che ha visto in particolare rivolgersi alla tematica dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza come giornata mondiale che tutela questi diritti. Ci sono state delle tematiche molto importanti. A partire dal 15 di maggio abbiamo avuto già la tematica della famiglia, l'importanza delle dinamiche, dei ruoli all'interno della famiglia, dove si è trattato proprio con le persone coinvolte, con uomini e donne e adolescenti, i ruoli e quello che avviene all'interno delle mura domestiche. Quindi anche proprio sviscerare un po' questo ambiente così unico che è quello della famiglia, ma che tante volte ha in serbo anche delle sorprese poco carine. Infatti la vicinanza, diciamo, del servizio è stata anche rivolta alle persone che hanno avuto accesso nella giornata del 23 settembre, dove si è parlato di benessere sessuale e fertilità, in particolare dato anche dalla spinta, dal basso delle donne del 6 migranti di un consultorio della provincia di Catania. E poi abbiamo avuto modo anche di portare l'educazione all'affettività alle persone con disabilità intellettiva e relazionale, quindi un consultorio aperto a tutti. Un consultorio davvero aperto a tutti, e tornerei a parlare con Sabrina Licata, lo ricordiamo, ostetrica. Dunque, abbiamo parlato anche del fatto che voi accompagnate la donna anche nella fase dell'allattamento del proprio bambino, lo fate anche a domicilio. Quali sono le problematiche che più spesso riscontrate? Una donna che abbiamo detto anche, vi occupate anche di contraccezione, quindi ecco, le ragazzine hanno il coraggio, fra virgolette, coraggio di rivolgersi a voi, conoscono i vostri servizi, come dire? Per fortuna sì. Ecco. Dico per fortuna sì perché stiamo cercando in tutti i modi di avvicinarci e iniziare il nostro percorso già facendoci conoscere nelle scuole, quindi ci muoviamo noi fisicamente e portiamo il nostro servizio nelle scuole facendo presente qual è il nostro servizio, quali sono i nostri ruoli, le nostre competenze, il prendere proprio con la manina le ragazze o i ragazzi perché possano in qualche modo avvicinarsi a noi e rendere il consultorio veramente uno spazio dedicato a loro, con le varie consulenze cercando di capire i loro bisogni e si aprono facilmente perché quando si ha la possibilità
di spostarsi e di andare verso di loro, loro si aprono con molta più facilità. Ricordiamoci anche che al consultorio, e iniziamo già da giovani, iniziamo già dalle scuole a fare un po' di cultura ed educazione non solo sessuale ma anche di prevenzione, perché il consultorio è anche prevenzione e anche cura, e noi diciamo sempre che le nostre porte per qualsiasi problema inerente all'ostetricia, inerente alla ginecologia o qualsiasi altra problematica di percorso di vita di un adolescente, di una persona grande, però noi cerchiamo in qualche modo di iniziare già dalle scuole con progetti, e ricordo il grande progetto che si è fatto l'anno scorso, un progetto durato quasi un anno, un progetto regionale che grazie ai nostri dirigenti è stato possibile effettuare in molti consultori dell'ASP Catania, quindi tutti i consultori, e affidavamo le nostre competenze per far sì che cominciassero a conoscere il nostro spazio, creando spazio giovane, creando open day, tanti open day, ma anche con tematici veramente che riguardavano l'adolescenza, perché il nostro compito era quello di educare e riportare poi alle famiglie, per poi chiedere poi ai ragazzi in famiglia: sì, mamma, sai, c'è l'ostetrica e ho bisogno di parlare con lei. E quindi sì, le nostre porte sono sempre aperte. Ecco, E sempre c'è un aperte. servizio gratuito. Sempre aperte perché sono anche dei servizi che voi offrite gratuitamente e senza prenotazione. Questo è importante, secondo me, da sottolineare. Ci si può Non recare esiste prenotare. esatto, in un Non qualunque... esiste prenotare in un consultorio, perché basta accedere addirittura anche di pomeriggio, perché il consultorio, ricordiamoci bene, abbiamo il pomeriggio, una volta a settimana abbiamo il pomeridiano, così da consentire ai ragazzi di non assentarsi da scuola, ma essere presenti. Da noi è il martedì pomeriggio aperto, e quindi si possono recare tranquillamente, quando le attività didattiche sono chiuse, si possono recare da noi e chiedere il nostro aiuto, il nostro sostegno, il nostro supporto, tutto quello che noi veramente con le braccia aperte cerchiamo di accoglierli. Grazie. Dottoressa Germanà, vogliamo ricordare gli orari? Allora, gli orari sono quelli feriali, dal lunedì al venerdì di mattina dalle 8:30 fino alle 13 abbiamo libero accesso, e poi da noi anche il martedì pomeriggio. Diciamo che il giorno pomeridiano poi a secondo dei vari consultori si hanno rientri specifici. Quindi dalle 15:30 dalle 15:30 in poi fino alle ore 18. Quindi dalle 15:30 alle 18, soprattutto i ragazzi o comunque chi lavora di mattina e ha necessità, insomma, di un consulto, può rivolgersi ai consultori, insomma. Ma c'è c'è un primo accesso? C'è un primo accesso che viene fatto dall'assistente sociale, in particolare per capire qual è la domanda e a chi bisogna rivolgersi, se di tipo psicologico o di tipo medico, ginecologico, ostetrico. Quindi il primo colloquio si fa sempre la maggior parte delle volte con un assistente sociale che ha il compito di individuare qual è la richiesta, e qual è lo specialista che può essere d'aiuto a quella persona. Mi incuriosisce anche sapere se appunto anche uomini da soli vengono, perché si sa che spesso, per quanto riguarda questi aspetti, gli uomini sono un po' più restii, non sono come le donne che cercano di informarsi, di avere aiuto. Gli uomini sono un po' più timidi da questo punto di vista, se possiamo usare questo termine. Sì, da una prima valutazione forse della nostra realtà, sono le donne che trascinano poi l'uomo e la coppia a fare un percorso poi di coppia. Però registriamo anche una nuova tendenza di fatto dell'accesso degli uomini anche al consultorio, proprio perché ormai c'è questa esigenza anche da un punto di vista psicosociale proprio di voler capire e comprendere, soprattutto riuscire a diramare tutte quelle che sono le problematiche relative magari
ai rapporti e alle relazioni familiari. Ecco, quindi soprattutto, Sì, soprattutto su vengono da questa voi gli tematica. uomini Per i figli, perché per il hanno rapporto problemi con i con figli. i figli o con Sì, la moglie, quindi L'accesso è cercano questo. un aiuto per cercare un po' di rasserenare un po' il clima familiare. Sì, è questo. Bene. E allora, dottoressa Licata, invece cosa possiamo dire in chiusura, se vogliamo dare dei consigli? Che noi vi aspettiamo, tutti i consultori vi aspettano, ci prenderemo cura in tutti gli aspetti della salute degli adolescenti, delle coppie, delle mamme e dei papà e quei piccolini che vengono al mondo e poi li cresciamo perché anche loro verranno seguiti, coccolati e accolti veramente con gioia, perché la lacrimuccia ci esce sempre, è sempre una gioia avere un piccolino che ci viene a trovare ogni tanto o che noi lo andiamo a trovare anche per un saluto. Ecco. Certo, è bello se appunto avete seguito una donna durante la gravidanza, poi ha il bambino e magari vi viene a trovare solo per farvi conoscere anche il figlio, la figlia che ha avuto. Ma qual è l'età migliore o indicata perché una ragazza giovane si accosti alla ginecologia o a queste... Chi Di vuole solito rispondere? noi chiediamo... Prego, prego. Di solito noi chiediamo già alle mamme se hanno delle donnine a casa, perché è bene iniziare ad educare i figli e le figlie ad avere un primo contatto con l'ostetrica e con i ginecologi, quando già hanno avuto il menarca, quando già le donnine cominciano ad esplorare il proprio corpo, ad esplorare il mondo, a conoscere l'altro sesso e quindi una bella chiacchierata, una bella consulenza con l'ostetrica può solo ed esclusivamente renderla un po' più sicura in quello che potrebbe essere il percorso di una donna, sicuramente lo è, dalle precauzioni. Una consulenza sessologica dovrebbe essere già fatta a scuola, quello che noi stiamo cercando di fare, perché anche là riesce l'ostetrica a parlare con i ragazzi anche di sessologia. Bene, dottoressa, in chiusura, vedo che stanno arrivando delle domande, Sì, non so se facciamo. riusciamo, ma lei in chiusura cosa vuole raccomandare? Di non avere timore, di di essere accolti in un luogo sicuro e protetto, perché abbiamo chiaramente quello che è sempre il segreto professionale che ci contraddistingue, tutte le figure presenti all'interno del consultorio e soprattutto chiedere aiuto quando se ne ha bisogno. Esatto, qualcuno ci chiedeva come facciamo a sapere dove sono i consultori, dove si trovano? Sul sito dell'ASP di Catania sono proprio elencati tutti i consultori con i numeri di telefono e i recapiti. Quindi e si i può luoghi. vedere lì Sì, dove il sito il dell'ASP consultorio istituzionale. più vicino alla propria abitazione, c'è il telefono, l'indirizzo e quindi abbiamo detto che non occorre prenotazione, non occorre nulla, neanche la richiesta del medico. Semplicemente recarsi al consultorio. Esatto. Grazie dottoressa Germanà, grazie a lei. anche alla dottoressa Licata. Grazie a voi. Grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui, l'appuntamento con altri argomenti e alla prossima.